Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chions in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. In questo numero, Caorle espugna Monfalcone, Portogruaro perde con Casarsa. In Serie B femminile ancora un altro KO per Concordia. In promozione il baloncesto rompe il ghiaccio con la pallacanestro fossaltese. Il punto sulle giovanili del BVO. E per il volley, in C maschile riprende la marcia del Portogruaro a segno con il Monte Volley. Concordia trionfa al Lido di Venezia. Oderzo sbanca Corno di Rosazzo, Jesolo regola in casa Padova. La penultima giornata del girone d'andata ha confermato gli equilibri consolidati del campionato. L'unica nota stonata del weekend cestistico di Serie C Gold può essere considerata la battuta d'arresto di Arzignano sul campo di Codroipo, mentre tutto il resto non fa una piega rispetto alle attese della vigilia, compresa la vittoria di Caorle sull'Energy Lab. Da Monfalcone i gialloblu sono ritornati con 2 punti che valgono il terzo posto in classifica in condominio con Arzignano e Jadran Trieste. Risultato di fatto mai in discussione tra 2 quintetti che hanno affrontato il match sapendo di avere rotazioni limitate. I litoranei sono partiti fortissimo, piazzando in apertura subito un break di 22 che ha messo in ginocchio i padroni di casa. Con Markovic e Dalovic incontenibili, Caorle fissa lo score a riposo lungo sul 36-51. Monfalcone prova a recuperare nella seconda parte di gara, ma tutto quello che riesce a fare è limare il divario senza mai riuscire a rientrare in partita. Colli a 2,36 dalla sirena finale avvicina i Pisiacchi a -7 sul 67-74, Cherubin sbaglia la tripla del -4 e allora ci pensano Dalovic e Markovic a riportare in doppia cifra il vantaggio Caorlotto, che viene poi controllato sino al termine davanti agli ultimi disperati tentativi monfalconesi. Sì, è stata una buona partita per noi, molto intensa, ci aspettavamo un campo molto caldo, una partita tosta e loro hanno 3-4 lunghi molto esperti, molto forti come Petrovic, come Minussi, quindi noi dovevamo stare attenti a loro. Abbiamo fatto delle scelte difensive, abbiamo difeso bene, abbiamo segnato in attacco e abbiamo portato a casa 2 punti. Sì, avete segnato specialmente al primo tempo con percentuali mostruose. Sì, il primo tempo devo dire che ci è andata veramente bene, abbiamo segnato praticamente tutto. In Serie D continua a vele spiegate la marcia della capolista Sacile, che ha avuto vita relativamente facile con 13°.
Casarsa invece ha superato anche l'ostacolo Portogruaro, restando in tal modo agganciata al vertice della classifica, interrompendo così la striscia positiva di 4 vittorie consecutive dei portoguaresi, che sul proprio campo sono partiti male, segnando solamente 7 punti nel primo quarto contro i 16 di Casarsa. Fantuzzi e Baruzzo hanno provato in qualche modo a scuotere i compagni nel secondo e terzo parziale. Casarsa però riesce a controllare andando all'ultimo periodo avanti di 4 sul 29-33, dove trascinata da Cristante chiude definitivamente la pratica fissando lo score sul 41-51. Domenica abbiamo giocato una partita sicuramente al di sotto delle nostre possibilità. 41 punti segnati chiaramente non sono l'emblema, raffigurano chiaramente quello che noi siamo riusciti a fare in campo. Tiri da 3 non entravano, tiri da 2 percentuale troppo bassa. Casarsa, una squadra assolutamente fisica, ha chiuso l'area e tutto quello che siamo riusciti a fare è fare un canestro da 3 in tutta la partita. Troppo poco per pensare di battere la capolista. Se poi vogliamo metterci anche quello che è successo dopo 24 secondi dall'inizio della partita, dove coach Stan ha preso il primo tecnico per protesta e subito l'arbitro ha pensato di affibbiargliene un altro ed espellerlo dopo 30 secondi, credo che sia record mondiale di espulsione veloce, senza naturalmente andare a sollevare polemiche su quella che è stata la vera motivazione dell'espulsione. Diciamo che comunque ci siamo trovati senza il coach dopo neanche un minuto di gioco. I ragazzi ci hanno messo un tempo per assorbire lo shock, poi si sono ripresi, hanno giocato a basket, siamo stati lì fino alla fine del terzo quarto con tanta fatica e poi naturalmente abbiamo pagato lo scotto di questa fatica difensiva, non riuscendo a fare canestro. Questa secondo me l'analisi di questo match. Non succede niente per fortuna a livello di classifica, nel senso che siamo ancora nella zona playoff. Ci giochiamo tutto naturalmente nel girone di ritorno, dove partiamo con un bottino di 12 punti e che cercheremo di incrementare per poterci garantire l'accesso fra le migliori 6. La Serie B femminile si conferma un affare a 3, anche nell'ultimo turno Ponzano e Muggia non hanno trovato ostacoli, confermandosi il vertice della classifica, inseguite solo da Bolzano, Corsaro a Concordia. Nonostante non fosse stata questa una partita dove coltivare la speranza di conquistarsi i punti per la permanenza di Serie B, le concordiesi hanno comunque messo paura alla corazzata Bolzano, avanti anche di 14 punti nel corso del secondo quarto, frutto di una buona difesa e di un gioco veloce ed efficace che ha costretto il coach altoatesino a rivedere alcune impostazioni tattiche. Le biancorosse si sono poi improvvisamente dissolte al rientro dall'intervallo lungo sotto i colpi di Gottardi, Hafner e Piotrovic, subendo un devastante parziale di 23-6 che ha segnato in maniera definitiva la contesa. È finita 54-68, hanno vinto le altoatesine, dunque coach è stato un peccato perché avete dimostrato di giocare alla pari contro delle avversarie più quotate per tutti e due i primi parziali. Poi avete avuto questo terzo quarto che in effetti è stato per voi devastante. Sì, noi abbiamo vinto 3 quarti credo e perso in maniera pesante il terzo. Abbiamo provato anche qualche variazione nella difesa, anche un po' per stanchezza di qualche giocatore, per esempio oggi rientrava la Jessica, qualche giocatore oggi ci è completamente mancato, però siamo abbastanza contenti su alcune cose che abbiamo fatto durante la settimana e che oggi, almeno per i primi 2 quarti, si sono visti. I primi 2 quarti abbiamo giocato veramente bene, sicuramente forse i primi migliori del campionato contro una squadra che è sicuramente un altro livello rispetto al nostro, con giocatrici molto esperte, quindi proprio l'opposto della nostra, con giocatori poi professionisti che giocano lì, quindi diciamo che è una mentalità diversa dalla nostra. Io volevo una prova di carattere, sarei stato contento, magari chiaro, oltre alla vittoria, una magari sconfitta di misura, ma però questo terzo quarto è il nostro peccato originale, cioè noi abbiamo sempre un quarto in cui non riusciamo a stare, quando perdiamo la testa non riusciamo più a recuperarla in tempi veloci e in B questo ti uccide, non siamo una squadra che può dare 20 punti a questa e recuperare 20 punti, insomma.
C'è ancora tanto tempo, abbiamo tutto il girone di ritorno, ancora qualche partita di questo girone, però non possiamo perdere troppi treni. Sicuramente un colpo in trasferta ci darebbe tanto fiato, tanta forza, no? Quindi adesso speriamo, insomma, noi lavoriamo per questo, dopo il campo si deve dare un risultato diverso da quello di oggi. Ecco. Concordia vi ha messo in effetti un po' paura nei primi 2 quarti, poi siete rientrati dopo l'intervallo lungo e siete stati veramente devastanti per le concordiesi. Sì, abbiamo trovato una squadra giovane, molto dinamica, con un gioco molto sprintoso, a cui noi abbiamo dovuto fare degli adeguamenti difensivi e d'attacco. Vedo delle belle prospettive su questa squadra, che è il primo anno che fa in B, e ovviamente da noi l'esperienza e la tattica hanno pagato. Abbiamo recuperato un gap che nel secondo quarto è stato di 14 punti per andare sopra di 14, insomma abbiamo avuto questi più 28 dovuti all'esperienza, un buon gioco organizzato, dove magari le avversarie date alla giovane età sono andate un po' giù di testa probabilmente. Terzo posto in classifica, è ovvio, insomma, per voi l'obiettivo è sicuramente il salto di categoria. Noi puntiamo al salto di categoria, ovviamente. Credo siamo secondi in classifica, non terzi. Sì, ce la giochiamo con Riva, con le altre 2 pretendenti, Monfalcone. E lì la prossima sfida sarà quella decisiva per vedere chi può puntare a salire. Un campionato appunto che sta così mantenendo fede alle aspettative anche in senso generale, insomma, per quanto riguarda le vostre avversarie più dirette. Sì, il campionato sembra un po' diviso in 2. Abbiamo 5-6 squadre che puntano veramente all'alto e 5-6 squadre che invece non riescono a uscire dalla zona più 2, più 4, insomma, tra cui questa squadra che secondo me merita qualcosa di più. In promozione la capolista San Vito è passata facile anche a Fontana Fredda, mantenendo inalterate le 4 lunghezze di vantaggio sulla Zano Basket, che si è aggiudicata lo scontro diretto con il BVO Annone Veneto in una partita che è stata la sagra degli errori. Martedì invece è andata in scena a Gruaro la sfida tra Fossaltese e Balonsesto, che i biancoverdi sono stati costretti a giocare in casa degli avversari per l'indisponibilità della propria palestra. Ed eccoci con Nicolò Giacomelli, dunque primo successo del Balonsesto ottenuto nel derby con la Fossaltese. Sì, finalmente siamo riusciti a sbloccarci dopo 5 partite perse, la sesta è stata quella buona, anche una buona partita, un 81-72 che ci dà fiducia sicuramente per i prossimi incontri. Diciamo che la fase decisiva è stato l'ultimo quarto in cui avete creato il break. Abbiamo alzato un po' l'intensità difensiva e questo ci ha ripagato, siamo andati sopra fino a 11 punti se non sbaglio, quindi un bel parziale di 13-0 se non ricordo male. Sicuramente quello che ci ha dato la spinta sia emotiva sia a livello proprio di punteggio per portare a casa la partita alla fine, con i falli sistematici e tutte le situazioni che sono create poi negli ultimi minuti. A differenza anche di altre situazioni, questa volta siete riusciti a gestire il risultato. Sì, anche se ci siamo fatti quasi scappare la partita di nuovo, alla fine abbiamo stretto le maglie, sicuramente l'importante era portare a casa il risultato, ce l'abbiamo fatta, dobbiamo ancora maturare su certe scelte, però siamo sulla buona strada. Potrebbe essere l'inizio di una nuova stagione. Speriamo, ce lo auguriamo tutti, i giovani stanno sicuramente crescendo e questa è la cosa che ci sta più a cuore. Ovviamente sapevamo che non sarebbe stato un giro di andata molto facile avendo molti componenti dell'Under 20, però i risultati arriveranno, sono sicuro. Verdetto giustissimo, ci sta bene, ci siamo svegliati gli ultimi 2 minuti, ok, ma questo non serve. Il problema è che non ci alleniamo proprio perché non abbiamo fisicamente la palestra da 2 settimane e mezzo, quasi 3, quindi non ci alleniamo, non ci sono amichevoli in giro disponibili, quindi quello è. Vedremo se riusciremo a recuperare più avanti, ma d'altronde così non si va da nessuna parte.
Beh, se non altro adesso avete il conforto che potete usare la palestra, almeno per... Non ci saranno ancora gli spogliatoi disponibili, però il campo sì. Sì, il campo sì, gli spogliatoi per quanto mi riguarda, venendo da come si suol dire, dalle vecchie glorie, non c'era problema se farsi la doccia o non farsi la doccia. Dipende tutto dalla voglia di giocare, la volontà di fare le cose, e quindi la palestra sarà disponibile da domani, mi sembra di aver capito, o forse da lunedì prossimo. Speriamo, io spero già da domani, lo sapremo penso domani mattinata, dopodiché vedremo cosa riusciremo a fare. Certo che se ci alleniamo con un po' di più costanza, quando facciamo le cose, praticamente quasi mai, però quelle poche volte che le facciamo le cose vengono fuori e d'altronde poi i risultati sono una conseguenza. Beh, 2 punti persi che potrebbero pesare anche in ottica playoff. Sì, persa qui, persa a San Vito, anche perché non sembra questa grande squadra come tutti dicono, dal mio punto di vista, perché appunto la volontà e il cuore che si mette in campo è completamente diverso, è completamente anche distante da quello che stiamo giocando noi. E quindi io ho un mio credo e da lì non mi schiodo assolutamente. Cercherò di trasferirlo, 2 punti persi, peccato, la strada è sempre più in salita. Siamo anche un po' masochisti come tipologia di squadra, ma rivedremo di recuperare in futuro a breve, spero. In prima divisione lo Giulia Concordia Basket è uscito sconfitto di 1 punto con il Rorai Grande B. 45-46 il finale di una partita giocata a sprazzi dai concordiesi, che non sono mai riusciti a piazzare il break vincente, finendo poi per cedere sul fil di sirena. Per quanto riguarda il campionato giovanile, si è appena conclusa la partita Under 13 fra la squadra A e B del Portogruaro. Squadra A formata da tutti 2004 più un ragazzino del 2005. E la squadra B formata da tutti i ragazzi del 2005 che partecipano a questo campionato soprattutto per fare esperienza. Ha vinto la squadra A, approfittando naturalmente della loro maggiore esperienza, della loro maggior fisicità, 42-23, e devo dire che entrambe le squadre hanno messo in mostra un gioco soddisfacente, anche se personalmente ritengo che entrambe le squadre devono ancora migliorare molto sotto l'aspetto tecnico, soprattutto offensivo. Benissimo, continua la marcia dell'Under 15 guidata da coach Bergamo nel campionato pordenonese. Hanno battuto Rorai di una 50ina di punti e continuano a marciare tranquilli in vetta alla classifica. Vedremo naturalmente poi nelle fasi successive se riusciranno a mantenere questo trend assolutamente positivo. Un'ultima nota di merito la vorrei dare alla squadra Under 20, sta facendo un campionato, sono tutti 98-99, stanno facendo un campionato sicuramente molto difficile, incontrando squadre che li stanno mettendo a dura prova. I ragazzi chiaramente ce la sta mettendo tutta, arrivano vittorie e sconfitte. Io credo che questo gruppo, che è il bacino della prima squadra, debba continuare ad allenarsi seriamente sotto la guida del nostro coach Ostan, per fornire il serbatoio, quello che sarà il serbatoio per la prima squadra negli anni futuri. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto
a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. In Serie B il Valsugana vince solo il tie break, il derby con Massanzago. Prata invece si impone per 3-0 in trasferta contro i cugini del Martellozzo Cordenons, volando al comando della classifica in solitaria. Il primato dei pordenonesi è la novità di un turno dove la pallavolo Motta ha regolato al tie break gli altoatesini del Mosca Bolzano, accorciando sul terzo posto al termine di un'autentica battaglia disputata sul parquet del Palaclassato. I leoni liventini sono partiti bene vincendo 25-19, subendo poi il ritorno degli altoatesini che si sono portati a condurre per 2-1, vincendo 26-24 il secondo set e 25-22 il terzo. Motta però ha sempre mostrato di essere in partita ed infatti i leoni hanno ruggito con rabbia nel quarto. Albergati e Gozzo sono stati difficilmente arginabili, merito anche di una regia magistrale di Salvatore. Finale 25-19 che regala il quinto set, che vede i biancoverdi vincere 15-13 trascinati dal calore dei propri tifosi. In coda continua a segnare il passo il Bibione Mare, questa volta la formazione sandonatese è caduta sul campo dello Sloga Trieste per 3-1. Nonostante l'ennesima sconfitta che rende la classifica sempre più deficitaria, questa volta almeno si è intravisto qualche segnale di crescita dal quale si dovrà ripartire per cercare di cambiare il corso di una stagione che si pensava di minor sofferenza. Il sestetto di Rotari ha tenuto bene il campo nel primo parziale, cedendo solo nel finale per 25-22. La risposta dei lagunari arriva nella seconda frazione, il rosso rimediato da Biribanti, sicuramente il giocatore più in forma tra i triestini, ha spianato poi la strada ad un set portato a casa piuttosto facilmente con il punteggio di 25-16, ma lo Sloga ritorna subito padrone del match rispondendo ai sandonatesi con un altrettanto sonoro 25-17. Nel quarto set è il servizio di Ivanovic la chiave vincente dei triestini che chiudono 25-18. Se dunque il Bibione Mare piange, in Serie C ritorna a sorridere il Portogruaro. Vittoria facile per i ragazzi di coach Corrado Pilot, 3-0 alla Cenerentola Montevolley in poco più di un'ora di gioco. Dopo partita di pallavolo Portogruaro Montevolley, una sfida contro la Cenerentola del campionato, un 3-0 piuttosto facile. Sì, è stata una partita abbastanza semplice, diciamo, perché comunque era una squadra che viene su da una prima divisione e comunque una squadra che ha molti giovani all'interno, molti ragazzi che insomma è la prima volta che giocano in categoria e quindi diciamo che ci aspettavamo una partita di questo tipo. Inoltre volevamo riscattarci dopo la sconfitta di settimana scorsa che abbiamo maturato sempre qui, però in modo diciamo non bellissimo, ecco, e quindi volevamo ottenere anche un buon risultato per andare in vacanza un mese anche in modo sereno, sapendo che la classifica è buona e che ci sono comunque tutte le possibilità per poter arrivare anche alla fine campionato ad ambire a qualcosa di più che a una semplice salvezza tranquilla. Arrivate il primo anno qui in maglia bianco-verde, arrivi addirittura da Belluno. Sì, è il primo anno che sono qui,
principalmente per motivi di studi, perché negli ultimi 3 anni giocavo a Belluno, ma studiando a Trieste la cosa era diventata un po' complicata, diciamo, e quindi ho cercato una squadra più vicina dove studio e si è presentata questa società che comunque io già conoscevo da anni, giocandoci contro, comunque amico dei ragazzi che giocano, e quindi ho subito detto sì, in quanto sapevo che comunque all'interno c'era un gruppo ben coeso, insomma, di amici soprattutto dentro e fuori del campo, in cui speravo di entrare a far parte, e sinceramente sono entrato al meglio, diciamo, all'interno di questa squadra. Il 3-0 è facile perché loro stanno facendo esperimenti, secondo me. Noi li avevamo visti giocare, non giocavano con la formazione che hanno provato stasera. Stasera hanno messo delle persone fisicate, diciamo, come laterali per provare a contrastare i nostri attacchi, però sì, non essendo di ruolo non ha ricevuto praticamente una palla, e quindi hanno fatto una brutta partita. Noi veniamo da un periodo strano in cui abbiamo qualche infortunio, dobbiamo ancora trovare secondo me l'assetto migliore, non l'abbiamo ancora trovato, e in più il campionato non ci aiuta perché tipo adesso abbiamo un mese di sosta, perché fra riposi, squadre ritirate, quindi un campionato molto molto strano, gente che gioca 4 partite, gente che ne ha giocate 6. Sì, un po' anche difficile da gestire la situazione dell'allenamento, però insomma vediamo di arrivare verso fine campionato in cui queste cose le abbiamo sistemate, speriamo, ecco. Vabbè, una posizione di classifica è comunque più che soddisfacente, certo eravate primi, magari era un bel vedere. Ma il primo, cioè noi eravamo primi e il sabato dopo sesti, quindi non è che cioè, a inizio campionato è molto difficile guardare la classifica, e in più noi abbiamo giocato un campionato, nella stranezza di questo campionato abbiamo giocato moltissime partite in casa, sulle 6 penso siano 4 in casa, se non 5 addirittura, e quindi poi dovremo fare anche 5 trasferte consecutive. La classifica è l'ultima cosa che guardiamo, secondo me dobbiamo cercare di far squadra, di far gioco, perché abbiamo 2 o 3 elementi diversi dall'anno scorso, mentre l'anno scorso eravamo forse un po' inferiori, però eravamo molto a squadra. Quest'anno non siamo ancora squadra, non giochiamo ancora benissimo, giochiamo a sprazzi, però facciamo ancora degli errori abbastanza gravi, insomma, per la categoria o per fare bene in questa categoria. Anche la pallavolo femminile del Veneto orientale ritorna a sorridere, facendo registrare il pieno di vittorie. In Serie D importanti successi al tie break per la pallavolo Portoguaro in casa dell'Ania Volley e del Volley Sestino, al termine di una vera e propria battaglia con Jesolo. Il sestetto di coach Nicola Strumendo, avanti 2-7-0, non è stato capace di chiudere il match, facendosi poi trascinare al tie break. Ad ogni modo sono 2 punti che permettono a Liventine e Portoguaresi di emergere dalla zona play-out, fondamentali perché in entrambi i casi si trattava di delicati scontri salvezza. E scendendo in prima divisione ha vinto anche la pallavolo Concordia. Al Lido di Venezia le biancorosse sono passate in modo piuttosto agevole, tuttavia palesando il consueto calo di concentrazione nel terzo parziale, vinto dal sestetto lagunare. Concordia resta dunque a stretto contatto con il 6° posto, aspettando lo Stra, squadra di media classifica da non sottovalutare. Sì, per 2 set abbiamo assolutamente dominato la partita, con sprazzi anche di un buon gioco, veramente. E poi dovevamo chiudere la partita immediatamente nel terzo set e, come spesso ci succede, abbiamo avuto questo calo di concentrazione che ci può mettere a rischio anche nel futuro eventuali risultati se le partite dovessero essere molto più tese. E poi siamo ripartiti nel quarto con un parziale subito di 9-0 e abbiamo chiuso il set a 13 punti, lasciando l'avversario a 13 punti. E adesso ci aspetta una partita complicata in casa, l'ultima dell'anno, quindi sicuramente non vorremmo sfigurare, quindi la settimana sarà molto intensa. Ecco, manca forse la consapevolezza nelle ragazze che poi nel corso della stagione anche la differenza set potrebbe contare. Sì, non torniamo a ricordare quello che è successo l'anno scorso, però dobbiamo avercelo ben impresso in testa. Ogni punto, ogni azione potrebbe essere valida a fine anno per conquistare quella promozione o comunque un posto in classifica consono alla nostra società.
Sarà compito mio, deve essere compito mio cercare di indirizzare le ragazze nella giusta strada, cioè quella di non mollare mai finché non cade l'ultima palla dell'ultimo set, non mollare mai. Sabato vedremo se quanto hai voluto trasmettere loro in settimana sarà stato recepito nella sfida che vi vedrà protagonisti in casa contro lo Stra, squadra che vi segue in classifica a 3 punti di distanza. Sì, l'obiettivo sicuramente è quello della vittoria di 3 punti, soprattutto per consolidare una mentalità che deve assolutamente nel corso dei mesi, ormai non più delle settimane ma dei mesi, essere rafforzata soprattutto nelle più giovani. Ricordiamo sempre che il gruppo è molto giovane e quindi facendo anche 2 campionati le ragazze adesso hanno un momento un po' di stanchezza fisica e anche psichica, visto anche la vittoria nel derby della settimana scorsa contro il Portogruaro che ha un attimino rilassato le menti delle nostre atleti. Adesso dobbiamo ripartire assolutamente a testa bassa per ottenere 2 buoni risultati subito questo weekend. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da €390. Berlino, con volo diretto da Venezia da €390. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione in abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro.